raccolto e scritto dal Gubernale nella rivista La Siciliana, raccolto oralmente perché si tramandava. Quando lo ascoltò raccontato dal popolo, dai contadini, il Gubernale lo volle scrivere, lo volle raccontare. Noi ne abbiamo parlato e ne abbiamo raccontato quello che ha scritto il Gubernale in occasione di un 8 marzo contro la violenza, di qualsiasi forma di violenza. E quindi è venuta fuori questa storia. E dall'ascolto di questo racconto, di questa storia, che a quanto pare è accaduta qui ad Avola Antica, infatti c'è il posto che si chiama Usauto la Maruzza, dove questa ragazza viene spinta e uccisa giù nella cava dal marito, che l'accusava di averla tradito, e invece non era così. E dice poi anche, racconta il Gubernale, che il punto dove il corpo toccò il fondo nacque una fontana, e quella si chiama la fontana di Maruzza. Questa parte è il momento in cui la ragazza Maruzza non sa che morirà tra poco, viene portata dal marito, l'ha immaginato così il nostro